Qualche certezza raggiunta, ma ancora tanti i dubbi, tanti i nodi ancora da sciogliere sulla legge 24, il provvedimento approvato nel marzo 2017 che regola e disciplina la responsabilità professionale non solo per medici e odontoiatri, ma per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. La legge 24 del 2017 che nasce con due principi ispiratori, quello di dare la risposta a due importanti necessità che si sono fatte sempre più pregnanti nel mondo di chi opera nel nostro settore, e che sono da una parte sempre aumentare della mole del contenzioso medico-legale, che ha portato sostanzialmente ad un aumento dei costi, un fortissimo aumento dei costi delle assicurazioni, sia per le strutture, quindi per le aziende, ma anche per i singoli professionisti. Dall'altra parte limitare quel fenomeno che negli ultimi anni è diventato insopportabile, che è quello della medicina difensiva, insopportabile per le risorse sempre più limitate con i quali noi operatori della sanità dobbiamo confrontarci. Il punto sulla cosiddetta legge Gelli è stato fatto sabato 14 ottobre in una affollatissima sala consigliare del comune di San Stino di Livenza, in un aggiornamento organizzato dall'Omceo veneziano con il fondamentale supporto dell'ULSS 4 Veneto Orientale, della FNOMCEO, delle procure di Venezia e Pordenone, degli ordini degli avvocati delle due città e del comune. Magistrati, avvocati, dirigenti delle aziende sanitarie, medici, odontoiatri, medici legali, tutti insieme per chiarire le novità e i limiti introdotti dalla normativa. Abbiamo cercato quindi di porre l'accento su quelle che sono le problematiche legali. Perché? Perché ci siamo resi conto, io stesso nella vita reale, insomma tutti quanti i giorni faccio il chirurgo in ospedale, di com'è il contenzioso e com'è cresciuto e tutte quante le problematiche. Dietro c'è purtroppo una grossa spinta per quanto riguarda il vantaggio economico, e io mi ricordo le parole del professor Altamura, che era ordinario di medicina legale a Trieste, che dietro un medico accusato c'è sempre un altro medico che lo accusa. In più, Sedi, ho detto che all'inizio la prima problematica è fare pulizia all'interno della nostra stessa categoria, perché poi alla fine i consulenti sono quelli che poi decidono le sorti del medico. Allora è giusto l'equo indennizzo per quanto riguarda il paziente, invece accusare ingiustamente un collega per avere un facile guadagno è ben altra categoria, ma è difficile dopo dimostrarlo poi. Come Presidente dell'Ordine e come Ordine siamo stati coinvolti molte volte anche in contenziosi legali, perché chiaramente il parere dell'Ordine può avere un peso per quanto riguarda contenziosi legali e civili, così mi sono dovuto leggere delle carte che sono sicuramente state un motivo di studio, ma anche un motivo di grande amarezza per molte situazioni. Illustrati uno a uno dai procuratori presenti i punti di forza della legge. Io credo innanzitutto che bisogni, e anche questo è un tentativo sul quale bisogna muoversi, io spero molto nell'attività che può fare il Consiglio Nazionale dell'Ordine, di lavorare nel senso di separare l'azione civile dall'azione penale. Voi sapete, lo sapete perché siete medici, perché siete avvocati, perché siete persone colte e sensibili, sapete che lo strumento dell'azione penale viene utilizzato come uno strumento di pressione per ottenere il risarcimento del danno. Ma questo, permettetemi di dirvi, ve lo dico, come dire, cognita causa, sapendo ciò che dico, perché io vi posso assicurare che moltissimi di questi reati, che sono reati perseguibili a querela di parte, appena il danno viene risarcito, la querela viene ritirata. Questa cosa significa una sola cosa, significa cioè che quella denuncia era finalizzata non tanto alla condanna del medico quanto a ottenere il risarcimento del danno. Fondamentali poi il ricorso alle linee guida che giocano un ruolo decisivo nella non punibilità del medico in alcuni casi, il taglio della prescrizione dimezzata da 10 a 5 anni, l'onere della prova che non è più a carico del medico ma del paziente che lo accusa e il tentativo obbligatorio di conciliazione attraverso una consulenza tecnica preventiva. L'ufficio del consulente deve essere un ufficio collegiale, attesa l'assoluta delicatezza e decisività dell'incarico, anche perché l'ufficio collegiale va al di fuori di
elimina ogni perplessità in relazione ai rapporti interpersonali che possono esserci tra i medici, perché due medici possono essere o amici o nemici e non va bene in entrambi i casi, non va bene in entrambi i casi. Il consulente e l'indagato devono essere in un rapporto di assoluta estraneità, di assoluta indifferenza, si dice in termine giuridico. E questo comprendiamo tutti come una formazione collegiale dell'ufficio garantisca il raggiungimento di questo obiettivo. La legge sta andando in quella direzione che abbiamo più volte cercato di individuare, cioè trovare un punto di equilibrio perfetto per quanto possibile, per quanto la pratica renderà possibile, per dare tutte le garanzie al cittadino. Ricordiamoci che siamo tutti cittadini, quindi per dare tutte le garanzie a ognuno di noi, ma anche per dare serenità assoluta al medico, serenità della quale la collettività ha bisogno. Non è un privilegio del medico quella serenità, ma è una necessità della collettività. Meno ottimisti invece gli avvocati, che hanno sottolineato i tanti punti chiave ancora oscuri, a partire ad esempio dalla mancanza dei decreti attuativi, su cui non c'è certezza di tempi e che, se non approvati, azzoppano la legge. Francamente io nutro dei dubbi sulla reale efficacia della disposizione in questione, ovvero sul fatto che la distinzione dei due titoli di responsabilità tra struttura e medico suo dipendente riducono effettivamente il contenzioso nei confronti del dipendente. Anzitutto perché il diverso termine di prescrizione non credo possa effettivamente produrre l'effetto disincentivante sperato, e ciò avuto riguardo al fatto che proprio in relazione alla tutela della salute in campo sanitario il momento di decorrenza della prescrizione è collocato non tanto nel giorno in cui il fatto è commesso, non sempre diciamo, quanto nel giorno in cui è maturata la consapevolezza della debitabilità del danno ad un determinato atto fatto illecito. Penso ai casi ad esempio di danno da emotrasfusione, dove il fatto è molto risalente nel tempo, quando hanno la prova, sia la prova della collegabilità di quel fatto, di quella trasfusione a una responsabilità, è quello il dias quo, non è quando la trasfusione è avvenuta. Difficile anche, secondo gli esperti, che migliorando le cure davvero si riducano i contenziosi o che le linee guida siano la panacea per risolvere tutti i mali. Nell'intensa mattinata di studi si è parlato anche delle azioni di rivalsa, della grande possibilità data al medico di difendersi grazie all'articolo 13, di assicurazioni e della lotta ai contenziosi, che passa anche e soprattutto attraverso le strategie di sistema, la prevenzione nella gestione dei rischi attraverso un pool di esperti di tante discipline. Io sono d'accordo che le linee guida non risolveranno assolutamente nessun problema, non pochi, ma quasi nulli problemi. Ma cosa sta facendo la federazione da 1 anno e mezzo? Forse pochi di voi sanno, ma voi siete iscritti gratuitamente, in quanto iscritti agli ordini dei medici, alla più grande banca dati mondiali, e potete accedere a questa banca dati attraverso il sito della federazione www.fnomceo.it. Ogni medico in qualsiasi posto lavori, in qualsiasi condizione giuridica sia, ha un accesso gratuito attraverso EBSCO alle più grandi banche mondiali. Migliaia di riviste, milioni di articoli. Stiamo facendo formazione in questo periodo e la continueremo per tutto il 2018. Dove vogliamo arrivare? Dove è possibile fare già un piccolo passo? Nella realtà quotidiana della mia vita, della mia unità operativa, nel mio studio, io nel momento in cui devo sostenere una mia decisione clinica o motivarla, io posso accedere istantaneamente alle banche dati, porre la questione e inserire quella mia decisione nella cartella clinica. Certezze e dubbi, insomma, opinioni a confronto, cautela, ottimismo, disposizioni nuove e complesse su cui in futuro ci si dovrà confrontare ancora a lungo.